Si è svolta presso la Biblioteca Comunale di Raffadali la premiazione del concorso Una poesia per il Natale 2023 e la premiazione dei premi speciali a personalità che si sono distinte in vari campi. Presenti il sindaco della città Silvio Cuffaro, il presidente della biblioteca Enzo Alessi, con la presentazione dell'evento da parte di Maria Giuseppina Terrasi. Nel corso della serata si sono esibiti anche gli alunni della scuola Galileo Galilei, diretti dal maestro Pontoriero, eseguendo musiche natalizie. Quindi i tre artisti, Maurilio Lala, Gero Galvano e Filippo Lobrutto, che hanno eseguito canti siciliani con l'accompagnamento della fisarmonica, della chitarra e della ciaramedda. Quindi la premiazione dei poeti vincitori del concorso Una poesia per Natale e la consegna dei premi speciali. I vincitori del concorso in lingua italiana sono andati a Girolamo Lamarca di Ravanusa, a Salvatore Amico di Caltanissetta, a Liliana Arrigo di Agrigento, a Giuseppe Macauda di Modica, mentre per il concorso in lingua siciliana ha vinto Lia Lobue di Racalmuto, Tonino Butticè di Agrigento, quindi Girolamo Lamarca di Ravanusa. I premi speciali sono stati assegnati a Nellina Librici, dirigente scolastico a Sciacca, Anna Maria Putortì, capitano dei Carabinieri di Agrigento, Luigi Costanza, dirigente scolastico di Agrigento, Chiara Sciabarrà, vicequestore di Agrigento, Nino Savarino, primario oncologo dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e alla collega Margherita Supriano, giornalista della nostra emittente. Un palo importante di cultura, diceva il professor Alessi, per questa biblioteca e anche per questi riconoscimenti che avete deciso di consegnare oggi alla vigilia di Natale. Sì, sicuramente la presidenza del professor Alessi ha dato uno slancio notevolissimo, diverse manifestazioni, è un vulcano di idee, ogni sabato c'è una manifestazione dove porta a Raffadali molte persone vengono da altri territori a partecipare a manifestazioni che organizza. Questo è un segnale positivo non solo sotto l'aspetto culturale, che dà la possibilità ai cittadini di Raffadali di conoscere anche e confrontarsi con persone che vengono da fuori, ma anche per conoscere e apprendere. Avete preparato un ottimo cartellone natalizio? Sì, abbiamo un cartellone natalizio, speriamo che riusciamo a portarlo a termine, visto il tempo che abbiamo avuto per organizzarlo. Ci sono tutti i giovani in fermento, abbiamo messo in movimento un'intera comunità, dove faremo un bel Natale all'insegna della libertà, della pace, della serenità, della fratellanza e della vicinanza da tutte le famiglie. Vorremmo fare una cena sociale con gli anziani, con i diversamente abili, in modo tale da cercare di racchiuderci tutti in una grande famiglia, per come è giusto che lo sia. Professore, parliamo di questo premio che ha deciso di assegnare come biblioteca comunale a Raffadali. Riconoscimenti a personalità che si distinguono nel mondo delle istituzioni, della cultura, e poi anche ai poeti che hanno partecipato al concorso Una poesia per Natale. E devo dare atto ancora una volta al Consiglio di amministrazione della Biblioteca Comunale, al Sindaco, di volere fare di questa biblioteca un faro permanente di cultura, ed è importante questo, e noi lo faremo.